Ciao amici di Archiossarrabus, anche oggi con Marco e Martino, cioè io. E Marco. Oggi questa giornata freschissima, ci saranno 50 gradi. Vi portiamo a vedere un nuraghe in comune di Muravera, un nuraghe molto bello, un nuraghe strutturato e complesso, che si chiama nuraghe Corritta. Abbiamo già pubblicato delle foto noi di questo nuraghe, ma ancora non avevamo fatto un bel documentario, quindi oggi ne approfittiamo e cerchiamo un po' di approfondire un po' il discorso. Nel frattempo che saliamo in questo sentierino che adesso vedi, sta crescendo la vegetazione, un po' trascurato, ma diciamo che è abbastanza semplice perché comunque è una vecchia strada, quindi il tracciato resta nonostante la vegetazione. Volevo un po' descrivervi l'area in cui sorge questo bellissimo nuraghe. Qui siamo nella zona che è località Tuerra, ci sono altre strutture qua intorno, per esempio c'è una collinetta un po' più avanti, sorge il nuraghe Brillana o Brillanu, un nuraghe che era scomparso dai censimenti ma che grazie a una carta del 1850 trovata Fabio Cancedda, il catasto de Candia, sovrapponendolo poi su Google Earth siamo riusciti a individuare il punto in cui era segnato questo nuraghe Brillana. Siamo andati a vederlo con il nostro sommo sbigottimento, l'abbiamo trovato. Ci sono praticamente la struttura, una parte della torre centrale di cui rimangono 3 filari e poi ci sono dei muri, è particolare, è stranissimo anche quel nuraghe. Eccoci davanti e dietro, vi facciamo vedere la nostra destinazione è in quel cucuzzolo là sopra dove ci sono quegli olivastri fitti. Ok, proseguiamo nel nostro cammino. Ora ci siamo infilati, come potete vedere, in questa fitta boscaglia di macchia mediterranea, lentisco, soprattutto olivastri. È caratterizzata anche, adesso vi faccio vedere, da questi massi di granito in cui noi adesso andremo ad arrampicarci. Guardate, bellissimi, lo stesso materiale che poi è stato utilizzato per realizzare il nuraghe. Intanto guardate che meraviglia. Ora salgo un po' più su, vi faccio vedere il panorama che si gode da qua. È pazzesco, qua ci sono tante attrazioni naturalistiche. Intanto allora qui davanti si vede da qua su Gogodu c'è il nuraghe che ha scoperto Marco Melis, da qui lo vedo. Qui dietro c'è il nuraghe Corritta e Momusa, e poi guardate questa valle, guardate che meraviglia, le lagune di Colostrai e di Ferraggi con il mare fino all'insediamento di Santo Beppe lì su quella collina. Una visuale veramente, come ormai siamo abituati, meravigliosa. Ed ora dal lungomare di Colostrai e di Ferraggi giriamo verso sud e già si comincia a intravedere laggiù il nostro obiettivo, il nuraghe Corritta. Guardate che bello. Eccoci arrivati. Già si comincia a intravedere il materiale di crollo.
guardate, non si capisce dove va a finire perché poi qua c'è la vegetazione, però ecco, questo già, qua siamo già sull'insediamento. Tutte queste pietre arrivano chissà dalla cima del nuraghe, chissà se c'è qualche muretto qua sotto nascosto da questo crollo. E qui siamo arrivati alla struttura che resta, che ne resta. Allora, qui è una porzione di muro, intanto finalmente un po' di fresco. Qua si vede una porzione di muro dritta che sale, là c'è un pezzo di torre che non è, però secondo me, la centrale, perché la centrale è dietro, è dopo ed è più grande di questa. E poi un'altra torre qua, questo bisognerebbe proprio capire, perché poi guarda anche qua, va dritta così e poi arriva qua e poi questa torre che ha una particolarità, che è praticamente intorno, tutto intorno nel muro in basso, è come se avesse un altro giro, capito? Vedi? Un doppio giro. C'è un doppio giro, questa, vedi, segue tutto il perimetro, come se fosse un'altra tipo opera muraria, però questa sembra la facciata esterna del muro, non quella interna. Sarà per girarci intorno. Una seduta, Perché no? può fare il rugliedo. Quanto crollo c'è qui? E poi guarda quanto c'è, già quanto è grande questa qua. Lì c'è la grotta. Marco, lo scopritore di grotte. Chi è che ti spinge a cercare grotte, Marco? Spingitori. Vieni che facciamo la scorcata col drone. Ormai siamo abituati a vedere questa cosa nel nostro territorio, un nuraghe che è costruito sfruttando i massi naturali già presenti nella collina, quindi qua sotto si vede questo muro che poi fa riferimento alla torre dove ci troviamo adesso, che si incastra perfettamente in questo ammasso di granito gigantesco, e poi là sotto parte un altro muro, quello che abbiamo visto prima, che va dritto, questo bastione che poi si unisce all'altra torre che c'è ecco, verso nord, lato nord. Sopra lo stesso un altro muro che da quella torre quindi va dall'altro lato verso sud. Noi adesso ci troviamo, e qua Marco vedi che si vede un pezzo lo stesso della... Sì, ma adesso come dicevi tu, si vede proprio bene il bastione. Sì, sì, ma lì se scendi c'è anche 7-8 filari di muro. Poi c'è quest'altra torre qua che si vede il segno, tra l'altro queste pietre qui che sembrano un corridoio, 1 o 2, che sembrano comunque un corridoio, e lì sotto c'è lo stesso un'altra porzione di muro che da là in fondo è di questa che fa sempre riferimento a una torre, perché si vede che è un andamento circolare. Sotto qua questo vedi, poi vedi qua anche Marco, guarda questa qua, questo muro qua dove sono io, aspetta, stai calmo. Poi guarda un altro muro lì che entra lì dentro, guarda qui quest'altro livello di muro, un altro livello ancora più in basso, questo che si vede, è come se fosse fatta a gradoni. Guarda che qua un pezzo di muro, sia questo che poi quel pezzo di lì in mezzo alla roccia. Il riposo dei guerrieri. Allora ragazzi, non so se avete capito l'imponenza di questa struttura. Guardate qua, questo ambiente, questa torre come si interseca lì in quell'altro muro, e poi lì sembra che c'è una feritoia,
E poi quest'altra porzione di muro che parte e scende verso giù. Chissà, qui ci vorrebbe veramente una bella pulizia. Questo nuraghe è immenso, è bellissimo. Poi questo bel granito rosa, figo morisca. E poi inizia a cocci dappertutto. Mi è sembrato anche di epoche diverse, qualcuno un po' più raffinato. Chissà. E poi, come dicevamo prima, comunque è una zona che è stata frequentata in maniera abbastanza intensiva. E questo, vedi, va dritto lì e torna a quella torre che abbiamo visto, però vedi che c'è anche un muro là sotto. Questo muro qua sotto che adesso io vorrei evitare di... Che è strano, guarda che qua è una porzione di muro. Sì. No, è incredibile, amici. Il mio è un altro lì in fondo. Dobbiamo mettere il blocco torre adesso. Sì. Basta girare. Basta girarci intorno. Guarda, un orlo di un vaso, di una scodella, chissà. Bella, secondo me questi pezzi sono suoi. Sarebbe bello anche questi. Sì, ricomporre il puzzle. Lo rimettiamo dov'era. Che valle, ragazzi, che valle, amici. E chiudiamo così il nostro documentario, perché sennò con tutte le evidenze che ci sono qui diventerebbe tipo un colossal di 3 ore e mezzo. Il signore degli nuraghi. Comunque vabbè, un nuraghe che conoscevamo già, c'è in sito, ci eravamo già saliti altre volte a fare delle foto. Un nuraghe che ogni volta ci lascia a bocca aperta. Da Martino E da Marco è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Archeosarabus. ciao.